quando Gesù camminava fisicamente qua sulla terra, leggendo i Vangeli, mi rendo conto che la società del tempo di Gesù era una società malata, da tutti i punti di vista. Era malata nel senso delle relazioni umane, era malata fisicamente, era malata psicologicamente, era malata spiritualmente. E noi nei Vangeli troviamo registrati tanti episodi di possessioni, di malattie organiche, di malattie psicologiche, relazionali che Gesù ha guarito. Gesù era in mezzo alle persone malate per poter toccare con le sue mani, per poter guarire con la sua parola, ma la situazione non è cambiata da 2000 anni a questa parte, perché Gesù sta ancora camminando per la società, incontrando persone che hanno questo tipo di malattie. E non a caso tu sei qua stamattina, come me hai bisogno della guarigione del Signore. E quindi noi stamattina studieremo che abbiamo un Dio che guarisce. Dio non è cambiato da allora, perché la parola di Dio non mente, dice che Dio è lo stesso ieri, oggi e sempre sarà lo stesso, non è cambiato. Il problema è che il cuore della Chiesa è cambiato. Oggi abbiamo una medicina molto avanzata che può guarire malattie biologiche, ma c'è un dato che ho letto proprio in questi giorni, sconvolgente. C'è un manuale americano che si chiama DSM, forse qualche infermiera o qualche dottore, se c'è qua stamattina, sa di cosa sto parlando. È il manuale dei disagi psicologici, cioè le malattie psicologiche che esistono nel mondo. Dal 1952 erano registrate 112 malattie psicologiche. Nel 2013, quando è uscito l'ultimo manuale, il prossimo uscirà nel 2017, sono state registrate 374 malattie psicologiche. Dal 1952 ad oggi le malattie sono triplicate in 50 anni, e disagi psicologici, emozionali e, noi possiamo dire nella nostra Chiesa, spirituali. No? E quindi noi stamattina leggeremo dei testi biblici che ci parleranno di guarigione. Noi abbiamo bisogno di essere guariti dal Signore. E qua c'è un Dio che può guarire, ma noi dobbiamo volerlo con tutto il nostro cuore. Amen? Possiamo aprire le nostre Bibbie, leggiamo il primo testo di stamattina, che si trova in Marco, capitolo 5, versetto 21 a 34, e parla della storia di una donna. Poi, terminato questo testo, noi pregheremo che il Signore possa amministrare la nostra vita. Marco, capitolo 5, versetto 21. E dice così la parola di Dio. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare e uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, venne e vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatasi indietro verso la folla disse: chi mi ha toccato le vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo.
Ma la donna paurosa e tremante, ben sapendo quello che le era accaduto, venne, gli si gettò ai piedi e disse tutta la verità. Ed egli le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Che testo forte, né? Preghiamo che il Signore possa fare lo stesso con noi questa mattina. Preghiamo. Signore, in questo momento noi ti consegniamo le nostre vite. Vogliamo chiederti, Signore, che tu possa rivelare la tua mano potente nella tua Chiesa, nelle tue famiglie, Signore, che sono riunite qui, nelle nostre vite in particolare. Signore, tocca, o almeno, meglio ancora, aiutaci a toccare, Signore, nel punto del tuo cuore più profondo, finché noi possiamo essere guariti, nel corpo, nell'anima e nello spirito, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Gesù stava camminando in mezzo alla folla, ma è interessante che tutte le volte che Gesù fa un lavoro con la folla, lui lavora in particolare con qualcuno, perché non tutti reagiscono alla presenza di Gesù nello stesso identico modo. Gesù ama le cose particolari, Gesù ama le cose diverse, non in quanto diverse, ma in quanto spirituali. Questa donna aveva una storia spirituale e psicologica, ovviamente, molto particolare. Questa malattia che lei aveva, che era una malattia che era prevista nella legge di Mosè, dice che era una emorragia che lei aveva praticamente da tanti anni, e voi sapete molto bene che la legge di Mosè era restrittiva. Quando le donne avevano questo flusso di sangue non potevano toccare uomo. Perché? Perché quando è stata data la legge di Mosè, ovviamente era un momento particolare della storia di Israele, perché si trovavano nel deserto, e quindi tutte le volte che una donna che aveva le mestruazioni, il ciclo mestruale mensile, toccava un uomo, c'erano dei batteri che si trasmettevano, no, alle altre persone, e quindi le persone rimanevano infette, non c'era il sistema sanitario né igienico che abbiamo noi oggi. E quindi la legge di Mosè prevedeva che se una donna era durante il ciclo mensile non poteva toccare a altre persone. Se poi questa cosa si prolungava, la donna era considerata una donna impura. Questa donna viveva ai margini della società. Voi potete immaginare questa donna che per anni ha vissuto questo problema. Lei non poteva entrare nei villaggi, lei non poteva toccare le persone, lei non poteva andare a fare le spese come facciamo noi oggi normalmente. Lei aveva delle grossissime limitazioni, e ovviamente non soltanto il suo corpo, ma anche la sua anima soffriva. Ovviamente lei si sentiva una persona diversa dalle altre, discriminata dagli altri, e quindi ecco perché lei si avvicina a Gesù, dice questo testo biblico molto interessante, si avvicina a Gesù da dietro, perché lei non poteva in realtà entrare in un paese a viso aperto. Probabilmente, da quello che possiamo dedurre dal testo, non è scritto chiaramente, ma probabilmente lei aveva anche un cappuccio in testa per non farsi riconoscere. Ma lei aveva sentito che durante tutta la sua vita, nonostante avesse parlato con dei medici, ha preso delle cure, come dice qua la parola di Dio, che non avevano dato nessun giovamento al suo corpo. Addirittura, non so se avete letto bene il testo, dice che i medici hanno approfittato di lei. Lei dice che aveva sofferto molto da alcuni medici. E quindi le persone che erano vicino a lei avevano approfittato di lei anche economicamente parlando. E quindi questa donna era veramente emozionalmente, psicologicamente e fisicamente distrutta. Ma lei aveva sentito che c'era qualcuno che poteva risolvere il suo problema. Lei ha detto: ok, la legge di Mosè mi dice di fare così, io non posso avere contatto con qualcuno, ma là io sono sicura che c'è una persona che può avere la soluzione per il mio problema.
E quindi lei, come abbiamo detto, probabilmente si è messa questo cappuccio, ha cominciato a infilarsi in mezzo alla folla e a un certo punto ha cominciato a pensare: se io tocco la veste di Gesù qualcosa succederà. Ed è interessante questa cosa qua, che se noi andiamo nei testi originali greci, come è stato scritto nel Nuovo Testamento, lei non ha toccato una parte qualsiasi della veste di Gesù. No? Lei ha toccato il lembo della veste, se tu vai nei Vangeli paralleli, il lembo della veste inferiore di Gesù. Lì i rabbini portavano una cosa particolare, dei lacci azzurri, delle stringhe di tessuto azzurro che pendevano su tutta la veste e rappresentavano l'alleanza che Dio aveva con gli uomini. E questa donna, quando ha cominciato a pensare: se io tocco nella parte di quella veste, se io tocco in quelle stringhe, se io tocco là su quel tessuto blu, qualcosa succede. Sapete cosa significa questo? Questo ha un profondo significato spirituale. Allora ti voglio fare una domanda per spiegarti questo principio. Qual è l'ultima volta che tu hai toccato così Gesù? Nel profondo del cuore di Dio, nella sua alleanza, nel punto in cui noi possiamo trovare guarigione. Noi veniamo in chiesa tutte le domeniche, noi apriamo la Bibbia, spero, tutti i giorni, noi preghiamo Dio tante volte, ma quante volte tu hai toccato Dio in questo modo? Qual è stata l'ultima volta che tu hai sentito che Gesù era lì con te e hai detto: Signore, tu sei qua, io ti posso toccare, ti posso stringere, tu mi stai rispondendo alle mie domande. Quando è l'ultima volta che è successo? A volte noi lo sentiamo una volta ogni mese, una volta ogni anno, veramente la presenza di Dio con noi. Quella donna ha cominciato a parlare alla sua anima, ha detto: se io tocco lì, io vengo guarita. Tu che sei qua stamattina, ti posso dare una notizia. Questa è la folla attraverso cui Gesù sta passando. Tu vuoi toccare la veste di Gesù mentre sta passando? Non possiamo venire qua, fratelli miei, come un'occasione di stare qua seduti a sentire un predicatore, non mica tanto a posto, che predica la parola di Dio. Perché io sono un nessuno qualsiasi. Ma ti posso assicurare che nella parola di Dio c'è scritto che dove 2 o 3 sono radunati nel suo nome, Lui è in mezzo a loro. E quindi Gesù è in mezzo a noi e sta passando in mezzo a questa chiesa. E se noi siamo decisi a toccare nella veste di Gesù, noi guariremo dalla nostra malattia. Io non so qual è la tua malattia. Forse è una malattia psicologica, una malattia di relazione con gli altri esseri umani, una malattia emozionale, una malattia spirituale, oppure anche fisica. Gesù sta passando e sta aspettando che qualcuno lo tocchi nel lembo della sua veste per essere guarito. Lui sta aspettando. È interessante come Gesù passa in mezzo alla folla, no? E a un certo punto, mentre questa donna lo tocca, lui si ferma. Allora, immaginiamo la scena, no? Lui passa e ovviamente la folla, no? Vede un guaritore che passa in mezzo. Lo toccano, lo prendono, lo tirano, gli cominciano a strappargli le vesti, forse gli hanno tirato anche i capelli. A un certo punto Gesù si ferma in mezzo alla folla e dice: qualcuno mi ha toccato. I suoi discepoli: maestro, ma ci sei? Qua tutti ti toccano. Ma lui si ferma e dice: qualcuno mi ha toccato in un modo diverso, perché una potenza è uscita da me. Ed è interessante la parola che viene usata in greco lì, dunamis, una potenza, dinamite, una dinamite è uscita da me. Traduciamolo in italiano: una potenza, una dinamite, qualcosa è scoppiato nel mondo spirituale. Quanti di noi toccano così Gesù da far uscire dinamite dalla presenza del suo trono? Signore, è tanto tempo che io sto pregando, ma questa attitudine non riesco a cambiarla. Signore, è tanto tempo che sto pregando e questa situazione non è cambiata. Signore, è tanto tempo che io soffro di questo, ma questa situazione non è cambiata. Ma tu hai toccato con dunamis, con dinamite, la veste del Signore? È questo che Dio vuole.
Fratelli, se noi vogliamo che questo succeda, noi dobbiamo toccare con fede come ha fatto questa donna, perché questa donna era convinta di quello che stava facendo. Ha detto, se io tocco in quella veste, io guarisco. Tu sei convinto che se tocchi la veste del Signore sei guarito? Sì, pastore, certo che sono convinto. Sei sicuro? Perché è questo che Dio vuole con noi. Ho già raccontato questo, ma questa è l'idea che io ho di fede, ok? Proprio Dio ha stampato dentro di me questa cosa qua. Mi ricordo quando mia figlia aveva 1 anno, piccolina, e facevo sempre una prova con lei, la mettevo sul tavolo e poi la facevo buttare nelle mie braccia, proprio buttare, no? E le prime volte lei era un po' così, un po' timorosa, ma dopo ha capito che io in ogni modo la prendevo. Allora mi diceva, papà allontanati, e allora mi allontanavo. Papà ancora un passo, e io mi allontanavo ancora, oddio, ho detto adesso si butta e non riesco a prendere. E mi ricordo esattamente che lei con un grande sorriso e gli occhi spalancati si è gettata qua in orizzontale, sicura che io la prendessi. Fratelli, Dio è così con noi. Se tu ti butti nelle tue braccia senza riserve, Lui ti prende. Lui fa qualcosa di straordinario nella tua vita, ma Lui vuole che noi abbiamo quella fede che dice io credo in quello che tu dici, in quello che tu fai, senza nessuna barriera. Questa donna ha vinto tutte le barriere della sua anima e lei ha avuto la sua guarigione. Lei ha detto, non mi interessa cosa gli altri mi considerano, non mi interessa che sono malata, non mi interessa se mi discriminano, io vado verso colui che mi può guarire. E fratelli, se io leggo tutta la parola di Dio piacciono i casi particolari. Vi ricordate di Zaccheo? Lui era l'unico, probabilmente era un nanetto, okay? Non riusciva a vedere Gesù, c'era la folla che gli impediva, allora lui ha detto, ah sì, allora non ce la faccio, io vado su un albero, ed è stato l'unico che quando Gesù è passato ha detto scendi giù perché io voglio venire a abitare a casa tua. Sai un segreto che io ti dico questa mattina? Vuoi incontrare veramente Gesù e toccare nella sua veste? Tu devi uscire dalla folla, devi smetterla di stare seduto. Vai incontro a Gesù, qualsiasi ostacolo ci sia in mezzo. Gesù sta chiamando e dicendo dove sono i miei figli che credono per fede? Per quello che io dico si realizza sempre. Non so se tu stai seguendo un po' le notizie nel mondo, no? La parola di Dio aveva parlato di una società globale degli ultimi tempi, 2000 anni fa, 3000 anni fa. Oggi si sta realizzando, la parola di Dio si compie. Noi dobbiamo credere nel nostro Dio. Questa donna ha ottenuto la guarigione, ma non soltanto. È molto interessante quando Gesù fa un'opera nella vita di una persona. Lui non ha soltanto guarito, ma lui ha fermato la folla, ha messo la donna in mezzo e ha detto, ed egli disse, figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Sai cosa ha fatto Gesù? L'ha riabilitata, davanti a tutti. Quando noi veniamo riabilitati davanti a Gesù, gente, che cosa straordinaria. Noi facciamo di tutto per piacere agli uomini, è vero o no? Noi abbiamo bisogno dell'approvazione degli uomini, noi abbiamo bisogno di essere apprezzati, accettati per quello che siamo, ma quando Gesù ci riabilita davanti a tutti, quella è una roba che dura per sempre. E questa donna, sapete cosa Gesù stava comunicando? L'avete disprezzata per tutto questo tempo, adesso lei è l'esempio per tutti voi. Vuoi essere un esempio per le persone a fianco a te? Tu devi credere che Dio può fare guarigioni fino in fondo. Questa è la prima storia che io volevo raccontarti, ce n'è un'altra. Marco è il Vangelo delle guarigioni, dei miracoli. Ti invito ad aprire in Marco capitolo 10, versetto da 46 a 52. Poi giunsero a Gerico, 46, e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante,
sedeva presso la strada. Udito che si passava, che chi passava era Gesù, il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù fermatosi disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, egli ti chiama. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi, venne da Gesù, e Gesù, rivolgendosi a lui, disse: che cosa vuoi che io ti faccia? Il cieco gli rispose: Rabbunì, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e lo seguiva per la via. Un'altra storia di guarigione, ma completamente diversa. Gesù stava passando. Chi è che si ricorda il film Cogli l'attimo? L'attimo fuggente. Ok, chi ha visto? Sì? Quando io ero ragazzino, no, è la storia proprio di un gruppo di studenti a cui un insegnante insegna che devono prendere il miele, il midollo della vita, no? E loro devono cogliere l'attimo fuggente, perché se altrimenti lo perdi è un'occasione persa. Questo signore qua, questo Bartimeo, ha colto l'attimo. Gesù stava passando, lui era cieco, gente, non era una persona qualsiasi. Lui era cieco e sapeva che Gesù passando di lì non sarebbe più passato. E quindi lui ha colto l'attimo, ha detto: Signore, io ho bisogno di te. Ha cominciato a gridare. E altre persone lo sgridavano: io cosa urli? Il maestro ha tante robe da fare. Ma a un certo punto Gesù gli ha detto: vieni, voglio fare un lavoro con te. Non so se avete letto bene questo testo biblico. La prima cosa che questo cieco ha fatto, si è tolto il mantello e l'ha gettato via. Non c'è scritto così lì? Perché secondo voi ha fatto questo? Ha preso il mantello, si è balzato in piedi e ha gettato via il mantello. Se noi andiamo a studiare nella profondità c'è una cosa molto interessante. Sapete che la legge romana prevedeva per i ciechi un segno di riconoscimento, un'autorità che i ciechi avevano e una possibilità, secondo la legge romana, di mettersi un mantello, e questo rappresentava che loro potevano chiedere elemosine per tutta la loro vita. Proprio era una legge che era stata data dai romani. Cosa ha fatto lui? Ha preso questo mantello e l'ha gettato via. Sapete perché? Perché lui voleva rinunciare a questo diritto per prendere il diritto più grande di avere una comunione col Signore. E questo per me ha un insegnamento molto forte. Sapete quale? A volte noi abbiamo delle malattie a cui noi diamo il biberone e non vogliamo rinunciare, perché ci fa guadagnare qualcosa. L'ipocrisia ci fa guadagnare applausi, sei d'accordo con me? L'ira ci fa guadagnare terreno sugli altri, perché ci facciamo sentire più grossi, no? La bugia ci fa guadagnare tempo, è vero o no? E noi non vogliamo rinunciare a questo mantello. Ma Gesù vuole che se noi dobbiamo essere guariti nella profondità come questo cieco, noi dobbiamo dire basta con questo mantello. Non voglio questo mantello. Mi ha dato da vivere fino adesso, ma basta. Non lo voglio più addosso a me. Io voglio un rapporto personale col Signore e il Signore non può agire se noi abbiamo sulle nostre spalle questo mantello. Quando Gesù ci chiama, e oggi ci sta chiamando, dobbiamo alzarci in piedi come ha fatto questo cieco, prendere il nostro mantello, gettarlo via e dire: Signore, basta, rinuncio a tutto questo perché voglio un rapporto personale con te. Ed è interessante che questo cieco va verso Gesù e la prima cosa che Gesù gli chiede, e non è a caso, chiede: cosa vuoi che io ti faccia? Cosa vuoi che io ti faccia? Signore, ma tu sai, ho tanti problemi. Cosa vuoi che io faccia nella tua vita? Ma sai questa cosa, questa situazione, cosa vuoi che io faccia nella tua vita? Che tu mi guarisca. Vieni qua, adesso ci pensiamo. Sai una cosa?
Non so se ti sei mai sentito, come si dice in gergo, preso in castagna, scoperto nella parte più bruttina della tua vita. Magari tu, non lo so, pensa tu alla situazione della tua vita in cui tuo marito, tua moglie, i tuoi figli ti hanno beccato proprio nel momento in cui non dovevano beccarti. Ti è mai successo? Sì. Totalmente nudo, spiritualmente e psicologicamente parlando. Ah, tu sei questo. È interessante che il matrimonio è a rimettersi nudi gli uni davanti agli altri, no? Vivere 24 ore su 24 insieme e rimettersi nudi davanti al proprio marito o alla propria moglie. Loro sanno. Io ogni tanto chiedo, esco da qua dal culto, no? Vi do un pezzo di vita pastorale, piccolino. E a volte io esco, bello, proprio soddisfatto del culto. Poi chiedo a mia moglie, no? Che è la mia critica peggiore. Com'è andata? Avete capito? Ma fratelli, le nostre mogli e i nostri mariti ci conoscono alla perfezione, 99%, ok? Conoscono tutti i nostri peccatucci. E quindi noi possiamo fare un bel canto, una bella predica, parlare bene con le persone nella chiesa, dare una stretta di mano, un sorriso, ma dopo loro sanno che cosa noi siamo in realtà. Ma è interessante che Dio sa molto di più. E Dio ti sta chiedendo oggi, cosa vuoi che io ti faccia? Perché tante volte, fratelli, noi per essere guariti noi dobbiamo ritornare nudi completamente davanti a Dio. E c'è quel testo biblico di Giona che ogni tanto ci penso, Signore, ma che psicologia che aveva quest'uomo. E il Signore mi ha detto, è la tua psicologia come quella di tutti gli esseri umani. C'è scritto che lui voleva fuggire da Dio. Ma secondo voi è possibile? Noi vogliamo nasconderci e Dio dice, cosa vuoi che io ti faccia? Vuoi rimetterti a nudo davanti a me completamente? Questo è l'unico modo in cui io posso agire in modo radicale e guarirti completamente nella tua vita. La storia di questo cieco è completamente diversa dalla storia della donna, no? Cosa vuoi che io ti faccia? Ma la cosa interessante è che tutte e due le storie finiscono nello stesso modo, con la stessa identica espressione usata da Gesù, che è la tua fede ti ha salvato, non guarito. Ed è interessante quello che dice Gesù. Non ha detto la tua fede ti ha guarito, la tua fede ti ha salvato. Perché questi due problemi erano due problemi spirituali e Gesù li ha guariti nello spirito. Allora, due cose. Tu sei qua stamattina, ok? Puoi girare attorno al tuo problema. Puoi essere quella donna, però, che in mezzo alla folla ha toccato nel punto più profondo del cuore di Dio. E puoi essere questo cieco che ha gettato via il suo mantello. Può essere che sei anche tutte e due, ma se tu vuoi essere guarito da Gesù, hai bisogno di queste due caratteristiche. E Gesù è in mezzo qua, camminando, in mezzo a noi, per cercare qualcuno che possa essere liberato e voglia essere liberato da tutto quello che lo affligge nel profondo del cuore. Io voglio pregare insieme a te questa mattina. In quale ti sei riconosciuto? Nel cieco o nella donna? Nel cieco che ha detto, Signore, basta, mi libero dal mio mantello, o dalla donna che ha detto, toccherò nella veste di Gesù affinché io sia guarito. Io voglio pregare per te, per la tua vita. Forse stai pregando da tanto tempo perché il Signore ti tocchi in quel punto e possa guarirti completamente. Ma ti posso assicurare che Gesù è qua stamattina per fare quello che tu non sei mai riuscito a fare nella tua vita. Ok? Quindi chiudi i tuoi occhi e chiediamo che il Signore possa intervenire. Preghiamo. Signore,
Tu ami stare nella tua chiesa, Signore, in mezzo alla folla che ti cerca. E mentre tu passi camminando in questo mondo invisibilmente, ma in modo molto chiaro in mezzo a noi, perché tu visiti, Signore, le nostre anime, Signore, tu stai aspettando che qualcuno ti tocchi, Signore, nella parte più profonda del tuo cuore. Tu ami il tuo popolo, ma tu vuoi fede, come quella donna che ha detto: se io tocco lì, nella veste del mio Signore, io guarirò. Signore, io ti chiedo che molti di noi questa mattina possano toccare, Signore, la tua veste per essere guariti dall'ipocrisia, Signore, dalla bugia, dall'autoinganno, da una vita, Signore, che non funziona, che noi abbiamo voluto forse tante volte farla funzionare e sentire il tuo spirito fluire attraverso di noi, Signore, con potenza e con grazia, e mai è successo fino ad oggi, o raramente è successo. Questa donna aveva un flusso di sangue, vita persa, ma tu hai fatto ristagnare questo flusso di vita e gli hai dato di nuovo, Signore, una speranza. Oppure come quel cieco, Signore, che non vedeva la sua strada, non vedeva una prospettiva, Signore, per il suo futuro. Ma quando è stato il momento di decidere di guarire, lui ha gettato via il suo mantello, ha gettato via il suo peccato, ha gettato via il suo diritto per dire: Signore, l'unica cosa che importa è che io abbia una relazione con te. Signore, che tu possa questa mattina far crollare queste barriere, Signore, e che tu possa, Signore, guarire cecità spirituale, guarire flusso di vita persa che non serve a nulla, Signore. Io non so se il Signore ti ha parlato questa mattina e io voglio pregare per te. Voglio pregare perché Lui possa darti una nuova ragione di vita, possa darti guarigione. Tu senti che il Signore ti ha parlato? Alza la tua mano e riabbassala subito dopo nel nome di Gesù. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica. Il messaggio era semplice. Alla fine il messaggio è: Dio è un Dio di guarigione. Tu vuoi essere liberato da tutti i tuoi dubbi? Io voglio pregare per te. Se tu ancora pensi che Gesù non è una realtà che si possa toccare, questa mattina che il Signore possa convincerti che Lui è un Dio vivente. Tu vuoi che il Signore entri a far parte della tua vita in modo definitivo? Alza la tua mano, non lasciare. Dio ti benedica qua a destra, Dio ti benedica là dietro. Amen. Gloria al Signore. Amen. Alziamoci tutti in piedi. E invito già qua il gruppo di lode e cantiamo l'ultima canzone che abbiamo cantato insieme. E mentre noi canteremo, a te che hai alzato la tua mano e che vuoi conoscere più a fondo il Signore, io ti chiedo di venire qua davanti, noi pregheremo insieme. Insieme. Io non pregherò per te, noi pregheremo insieme per le nostre vite. Amen? Quindi sei invitato a venire qua davanti, tu che hai alzato la tua mano. Pastore, ho vergogna. Fatti accompagnare da qualcuno, non importa. Qua è il tavolo operatorio di intervento del Signore. Non dobbiamo avere vergogna di Lui. Amen. Possiamo pregare
e dopo lasciamo la parola al gruppo di lode. Amen. Signore Dio nostro, io ti ringrazio, Signore, perché la tua parola non torna mai a vuoto. Tu sapevi, Signore, di cosa aveva bisogno il tuo popolo. Noi siamo solo, Signore, degli umili strumenti, niente altro. Signore, che questa mattina il tuo tocco guaritore, Signore, o a volte anche il nostro tocco che guarisce, Signore, perché noi vogliamo toccare, Signore, nella tua alleanza questa mattina, sentire che il tuo Spirito, Signore, fa un'opera profonda in noi. Signore, in mezzo alla folla, queste persone sono uscite davanti a te, Signore, e ti hanno cercato. E quindi, Signore, noi crediamo che tu, come allora, guarisci ancora oggi nel corpo, nell'anima e nello spirito, e noi chiediamo nel nome di Gesù, Signore, che tu possa fare la stessa cosa che hai fatto con Bartimeo e la stessa donna che hai fatto con quella donna. Signore, apri i nostri occhi spirituali. Guarisci, Signore, questo flusso di vita perso per il mondo, e che la nostra vita sia completamente, Signore, radicata e vitale in te. Signore, grazie per questo amore grande che è per ciascuno di noi. Questa è tua misericordia, perché tu potevi fermarti alla salvezza, ma tu hai dato anche a noi guarigione. Io ti ringrazio, Dio, per questo che hai fatto questa mattina, ti benedico e ti lodo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Io ti chiedo di poter dare un abbraccio alla persona che è vicino a te